Mario Maglione. Grazie. La consegna del premio. Posso questo? Consegneranno il riconoscimento il rettore dell'Università di Napoli, Partenope, il professor Gennaro Ferrara, insieme con il vicequestore aggiunto di Sorrento, Stefania Grasso. A Mario Maglione, questo sangue marinaio che vibra delle tue canzoni con un retaggio antico ed attuale. Rettore, un breve saluto nel ricordo di questa Napoli marinaia. Siamo molto bene, ho avuto il piacere di fare dei concerti Alla Partenope. caspita. Io devo dire che quando è stato presentato prima la bellissima opera importantissima del presidente Cirillo, introdotto poi dal presidente Greco e da un grande maestro come l'Episcopo, io ero un poco preoccupato, ho detto noi presentiamo invece un cantante e quindi e devo dirti anche un'altra cosa, che quasi mi sono, anche per solidarietà, mi sono accomunato a te, perché io sono espressione non di una cultura di grande livello, di tipo umanistico, ma di tipo sociologico, sì, e di sociale, perché io insegno economia aziendale. Ho detto noi siamo espressione di due culture minori, però devo dire che poi alla fine mi sono un po' rincuorato. Perché? Perché in effetti tu ci hai dimostrato questa sera, ma anche facendo riferimento a tutto il patrimonio culturale della canzone napoletana, che è una cultura antropologica, quella della canzone napoletana, non è espressione di cultura antropologica, cioè della più alta espressione, se uno va al di là, diciamo, di quelle che sono anche le singole frasi, le singole cose. Per quanto riguarda invece la mia materia, economia aziendale, ti devo dire che è considerata una cultura minore e devo dire che questo mi rattrista un po', perché noi napoletani siamo certamente espressione di una grande tradizione culturale, rappresentiamo ciò che è stata la storia di Napoli. Io mi chiamo Gennaro, tra l'altro, non potrei non... Però sorprende come questa grande cultura umanistica di cui noi siamo espressione non sempre si trasforma in cultura di impresa. Questo è il dramma che Napoli vive, cioè quello di non riuscire con le grandi intuizioni che noi abbiamo, con il grande patrimonio culturale, a trasformarlo in una cultura di impresa, tenendo poi presente in fondo un fatto che bisogna considerare, che l'imprenditore è anch'esso un artista, perché in effetti innova ogni giorno deve fare qualcosa di diverso, di nuovo, in relazione ai cambiamenti ambientali, di quella che è la posizione della propria impresa. Ecco, questo mi sembra che in effetti dobbiamo tutti quanti sforzarci, cioè come cercare, non soltanto i docenti di materia economico-aziendale, ma tutti. Un buon imprenditore può essere anche un poeta. Ecco, io credo che questo dobbiamo considerare tutti, come diventare parte di tutto e non essere soltanto tanto individualisti da non riuscire a creare imprese. Leggiamo la motivazione del premio. Stefania, leggi tu. Allora, Associazione Culturale Il Semposio delle Muse, Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito, nona edizione 2004, Silvestro Amore, a Mario Maglione, la voce di Napoli a metà strada, tra il ricordo e il presente, il canto che lancia ogni giorno il suo segnale, dolce e silenzioso, come un Vesuvio di sentimenti pronti ad esplodere e a segnare il successo di un grande percorso artistico. Il presidente Mario Esposito. Grazie ancora. Grazie al rettore professore Gennaro Ferrara dell'Università di Napoli Partenope e grazie a Mario Maglione. Allora, la serata volge al termine, dopo saremo tutti
ospiti di questa casa della Mura, che nell'anno dell'Amuriano faranno provare quella che è stata la grande genialità di una famiglia. Ne parlavamo proprio prima, ne parlava il professore Ferrara. Io penso che la famiglia della Mura, in particolare l'avvocato Francesco, siano uno di quegli esempi, di quei poeti che ogni giorno inventano la vita. Ci fu un altro poeta, più che altro un cantautore, che ebbe la privilegiata sfortuna di